devo dire come mi chiamo, sì. Vabbè, io sono Stefano Calvaruso, titolare del negozio My Way. Prego, accomodatevi, venite con me. Prego. Questo è il mio negozio. Questo negozio è nato nel 1986. È nato da un'idea, direi quasi spontanea. Infatti il nome My Way vuol dire a modo mio, preso dalla canzone di Frank Sinatra, che quell'anno era venuto in concerto in Italia per la prima volta nella sua storia, quindi è stato un momento talmente importante che mi era sembrato giusto fermarlo anche nel periodo storico della mia vita in quel momento. Ed è per questo che l'ho venduto My Way. Io lavoravo in fabbrica auto di gomma. Io ho avuto molta fortuna, devo dire, e devo ringraziare Casale per questo, che mi ha concesso veramente tanto. L'ho sempre rispettata questa città e devo dire che mi ha ricambiato con affetto. Infatti oggi ho questa attività grazie all'impegno che ci ho messo e la gente che ha riconosciuto in qualche modo il lavoro che facciamo. Mi sono anche sposato in questa città con una donna straordinaria che si chiama Monica Minato. Detto questo è il lavoro più bello del mondo. È un lavoro che ti impegna moltissimo, questo è un lavoro che ti consente di vedere in anticipo quello che sarà il futuro, quindi lavori veramente con 6 mesi, un anno in avanti rispetto al resto del mondo. Per cui diventa curioso, diventa interessante perché devi viaggiare tanto, ti devi muovere. Però mi fermo qua. Per quanto riguarda My Way voglio fare un inciso proprio sulla mia provenienza. Io sono siciliano. Che quando sono emigrato con i miei genitori qua nel 1977 compivo 14 anni. Era proprio il giorno del mio compleanno quando sono arrivato qui in Piemonte, quindi è proprio una data ben precisa. Quando sono arrivati qua ho fatto il fabbro per i primi 6 mesi, poi sono andato in Tubigomma e ci ho fatto 10 anni. Dopodiché mi sono messo in cassa integrazione. Questo va raccontato perché è proprio il cuore del My Way. Era la festa delle castagne a Milano ed era il mese di novembre. Mi veniva ancora per doc a raccontarlo questo. Mi sono trovato in via Torino, c'era il negozio della Levi's che chiudeva e faceva una liquidazione, vendeva i Levi's di seconda scelta a 9.000 lire. All'epoca tieni conto che i Levi's ufficiali in negozio costavano 37.000 lire. Io mi ricordo che ho comprato, avevo 150.000 lire in tasca, è pazzesco quello questo, avevo 150.000 lire in tasca, ne ho spesi 60 e ho preso un po' di jeans e una giacca di panno blu. Li ho portati in fabbrica e li ho venduti a 18.000 lire, li ho venduti al doppio, 18.000 lire, ma li ho venduti subito, così, d'amblè, la mattina dopo. Allora parlo con il mio amico, oggi il mio socio, Biagio, la domenica dopo torniamo a Milano e mettiamo 150 euro a testa, totale della somma 300.000 lire e con 300.000 lire abbiamo comprato tutti i jeans. Questo è stato, diciamo così, il primo momento dove posso dire è nata la mia attività, la mia azienda, con 300.000 lire. Tutto questo che non è niente per l'amor del cielo, perché non è niente, perché ci sono solo dei debiti, però comunque quelle 300.000 lire sono quello che mi hanno permesso di vivere dal 1986 a oggi, che non è poco. Credo che sia stato l'investimento migliore che avessi potuto fare in quel momento. Poi ho avuto anche molte altre fortune, una donna che mi accompagna adesso, ma un'altra cosa meravigliosa ve li presento adesso perché meritano davvero. Blu, vieni qui, vieni. Ecco, questa è la mia famiglia, questi qui sono Bart e Blu. Questo è quello che mi ha cambiato veramente la vita, mi ha cambiato veramente la prospettiva della... Ti chiedo scusa.
Ecco proprio la prospettiva della mia vita. Mi ha fatto capire che c'è un altro mondo più terreno, un mondo più naturale, un mondo più bello, un mondo fatto di amore e riconoscenza a prescindere da quello che io ti posso dare e da quello che tu mi puoi dare. Peace and love. Però in effetti sono una cosa straordinaria questi animali, perché sono, credo, i cani, gli animali più conosciuti in città. Sono sempre qui davanti al negozio, tutto il tempo, tutti i giorni sono sempre con noi, fin da quando erano piccoli, li portiamo in fiera, li portiamo alle sfilate, li portiamo dappertutto e dovunque andiamo riscuotono sempre un grande successo. Qui davanti si fermano addirittura i turisti a fare foto e video da riportare a casa, quindi vi lascio immaginare quando arrivano a casa con i loro familiari e parenti a rivedere le foto dei bellissimi portali che ci sono a Casale, le facciate del Duomo, del Castello e di tutti gli edifici storici di Casale, improvvisamente appare la foto dei miei cani. Ecco, questo sono certo che strapperà un sorriso a quelli che guardano queste immagini, per cui abbiamo lasciato un ricordo di Casale a queste persone eccezionali grazie ai miei cani. Riguardo a Bart, è stato formidabile, no? Questo per dire come è cambiata la mia vita in quel momento. Io vivevo da solo, avevo già questa attività, quindi parliamo di 10 anni fa. Ero fidanzato con mia moglie e lei la sera andava a dormire a casa da sua mamma, quindi io facevo proprio il califfo. Io il fine settimana andavo con Salvo a Monteleone in discoteca, ma la cosa bella che era che io stavo con la mia fidanzata di allora fino alle 11:30, mezzanotte, poi lei andava a casa e io uscivo e andavo a ballare, quindi era perfetto, no? Mi divertivo, avevo la mia fidanzata e poi andavo in giro a ballare, sempre in modo corretto. C'è un passaggio preciso, era ottobre e era venuta la Michelina, oddio come si chiama la Michelina, la nipote dell'Ambra, la figliastra dell'Ambra oggi, con un labrador nero. Io non è che non amassi i cani, però non me li pensavo proprio gli animali fino a quel momento, se non che questo cane, facendogli un complimento senza neanche tanta enfasi, mi dà una leccata in faccia. In quel momento ho detto: Miki, se questo cane un giorno non puoi più tenerlo, lo prendo io. Non l'avessi mai detto, perché il Natale dopo mi è arrivato Bart che va. Lo riconosci perché ha una macchinina bianca sulla testa, che è una morsicatura di un altro labrador, quando lui era cucciolo. Se non che mi arriva questo cane che mi cambia la vita, perché improvvisamente mi trovo a gestire un cane mentre facevo una vita da solitario. Non dico da single, ma insomma quasi. Quindi non potevo più uscire perché dovevo gestire il cane faceva i bisogni in casa, dappertutto, quando e come mi capitava. Ho fatto 20 giorni di inferno, a un certo punto volevo ammazzare il cane e ammazzare la mia fidanzata. Poi mi sono detto: se non sei in grado, questa è proprio la frase che mi sono detto chiaramente, se non sei in grado di gestire un cane, come pensi un domani di poter gestire una famiglia? Lì ho cambiato approccio con la mia vita. Allora ho cercato di capire il cane e ho capito che il cane mangia e fa i bisogni, come tutti gli esseri umani di questo mondo. Per cui ho imparato a prendergli i tempi e dargli da mangiare e portarlo fuori prima che facesse i bisogni. Ho imparato che il cane è un essere che interagisce, che impara, e questo mi ha messo in condizione di essere la persona che sono oggi, credo migliore di allora, se non altro come atteggiamento verso il mondo animale, verso gli esseri umani saranno poi in questi video a poterlo dire. E comunque questo è il risultato, che ho 2 cani meravigliosi, straordinari, stanno qui tutto il giorno davanti, non si muovono, non vanno in giro, non hanno mai avuto nessun tipo di problema con altri animali o con altre persone, quindi ho scoperto un mondo meraviglioso. Mi suggerisci di dire che è una moglie meravigliosa, è vero, perché è quella che vedete qui in fondo. Monica, puoi fare così? Quella è mia moglie, meravigliosa in effetti.
fermo un attimo. Stanno riprendendo i tacchi, non ci posso credere. Poi mettiamo anche il metro di fianco. Sì, quella lì è la puta micaia, grazie. Quello è il mio avatar. Dovete immaginare, Monica è già alta di suo, con 15 cm di tacco diventa altissima. Io senza tacchi veramente sembra il mio avatar.